Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi, giovedì 2 dicembre, riceviamo degli influssi collegati a Giove e alla costellazione Sagittario in posizione favorevole con l'opposizione della costellazione Ariete. Dunque abbiamo una prevalenza dell'elemento fuoco in questa giornata, poiché Giove porta con sé appunto i valori di Sagittario e di Pesci, fuoco e acqua, e ritroviamo il fuoco sia in prima posizione, cioè la prima costellazione che la Luna attraversa nell'arco del suo viaggio appunto del 2 dicembre, e subito dopo Ariete, dunque fuoco, fuoco. Cosa vuol dire questa giornata allora? Intanto abbiamo la positività degli influssi di Giove, abbiamo il suo benevolo sostegno e di conseguenza sarà una giornata amabile dai risvolti, se vogliamo, anche di tipo spirituale. Questa cosa è sorretta ancora di più dalla posizione di Sagittario come stella a capo. Dunque una giornata che può essere rivolta a pensieri di natura superiore e a realizzazioni proficue e positive. Attenzione però, perché l'eccesso della presenza dell'elemento fuoco può portare appunto a alcune manifestazioni tipiche di questi influssi, vale a dire un'abbondanza di più che abbondanza, diciamo un ampliare, un amplificarsi di quelli che sono appunto le nostre propensioni ai vizi oppure agli eccessi, diciamo così. Dunque bisognerà avere un atteggiamento moderato, sebbene comunque la presenza di Sagittario ci indica comunque un aspetto più positivo, mitigato, poiché è una costellazione rivolta verso l'alto. Comunque ciò non toglie che potremmo magari parlare troppo, mangiare troppo, gozzovigliare troppo, oppure avere una tendenza a eccedere nelle spese. Quindi attenzione, teniamoci un pochettino più moderati, più attenti, più accorti. Un'altra cosa che potrebbe manifestarsi nell'arco di questa giornata, soprattutto per persone che sono già soggette a stati infiammatori, è appunto la possibilità che alcuni stati infiammatori si facciano percepire più di altri. Un'altra cosa, attenzione magari al fuoco in generale, poiché questo eccesso appunto potrebbe innescare delle esperienze collegate magari a qualche piccolo incidente con il fuoco, magari bruceremo il cibo oppure ci saranno altri piccoli pensieri collegati comunque al fuoco. Vediamo però che il fuoco porta dinamismo, porta espansione. Dunque, espansione è vero che per qualcuno potrà sfociare negli eccessi, ma per qualche altro, soprattutto diciamo le costellazioni più, o comunque i segni zodiacali più lenti, più concreti, più anche pigri, indolenti, si accentuerà un po' questo dinamismo. Dunque anche le persone che normalmente sono più calme nell'arco della loro giornata o nel modo di muoversi e di interagire con gli altri riceveranno una spinta espansiva verso il prossimo. Ricordiamo appunto che questo binomio potrebbe farci, questo binomio delle due prime costellazioni associate comunque a Giove, potrebbe farci interessare di più agli altri e dunque renderci più disponibili nei loro confronti. Un altro aspetto collegato alle costellazioni attraversate dalla Luna nell'arco di questa giornata può essere legato appunto a qualche momento di incomprensione all'interno del proprio nucleo familiare o con il proprio partner. Questo potrebbe portare insomma a qualche piccola tensione, qualche momento di incomprensione o di intolleranza, oppure stanchezza, oppure qualche discussione vera e propria. Poi ciascuno di noi appunto reagirà agli influssi lunari che riceviamo oggi
in misura proporzionale al tipo di costellazioni che compongono il personale quadrato di nascita di ciascuno di noi. Pertanto poi il come andremo a manifestare questi influssi e come si percepiranno nella nostra giornata varierà da soggetto a soggetto. È chiaro che abbiamo comunque una buona spinta, l'elemento fuoco forte può essere utilizzato per avviare delle cose nuove, come piace proprio all'elemento fuoco, che è l'iniziatore delle cose. Oppure potremmo, per esempio, prenderci cura di qualcosa, proprio vista la possibilità che si manifestino degli stati infiammatori, potremmo anticipare questo influsso e questa predeterminazione, diciamo così, indicata dalle costellazioni di oggi e lavorare proprio per un recupero della salute. Attenzione, guardavo le costellazioni di oggi, attenzione a qualche affanno di cuore e qualche dispiacere che potrebbe essere portato da eccessi a cui ci siamo sottoposti in questi giorni. Dunque, attenzione, dunque la parola d'ordine, attenzione agli eccessi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche a questo canale, da cui potrete ricevere, insomma, indicazioni non solo sull'oroscopo giornaliero, basato ovviamente sulla Luna e sulle antiche tavole del Cinquecento, ma anche altre condivisioni che, se vi piacciono le materie esoteriche, sicuramente troverete interessanti. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato e ci sentiamo per le previsioni di domani. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.